La battaglia d'Inghilterra è il nome storico della campagna aerea svoltasi durante la Seconda Guerra Mondiale e combattuta dall'aeronautica militare tedesca, la Luftwaffe, contro il Regno Unito, tra l'estate e l'autunno del 1940. L'obiettivo della campagna era di guadagnare la superiorità aerea sull'aviazione militare britannica, la Royal Air Force, la RAF, e particolarmente contro i suoi aerei da caccia inquadrati nel RAF Fighter Command. La battaglia d'Inghilterra fu la prima grande campagna di guerra a essere combattuta interamente da forze aeree. Fu anche la più grande e intensa azione di bombardamento aereo fino a quella data. Nel luglio del 40 gli obiettivi principali furono i convogli di rifornimento e i porti quali Portsmouth. Un mese dopo, la Luftwaffe iniziò a colpire gli aeroporti e le infrastrutture della RAF. Con il progredire della battaglia, la Luftwaffe iniziò a bombardare anche le fabbriche aeronautiche e altre infrastrutture, anche per annientare la volontà di resistenza della popolazione civile. Alla fine, la Luftwaffe si concentrò su aree di significato politico utilizzando la strategia del bombardamento strategico. Il fatto che la Germania nazista fallì nei suoi piani, non riuscendo né a distruggere il sistema di difesa britannico né a obbligare il Regno Unito a negoziare un armistizio o una resa, è considerato la prima significativa sconfitta tedesca della Seconda Guerra Mondiale e un punto di svolta cruciale nell'andamento del conflitto. Impedendo alla Germania di acquisire la superiorità aerea, la battaglia pose fine alla minaccia prima che Hitler desse il via all'operazione Leone Marino, l'invasione della Gran Bretagna condotta da un attacco anfibio e con il lancio dei paracadutisti. Alla battaglia partecipò anche la Regia Aeronautica, con 170 tra caccia, bombardieri e ricognitori, inquadrati nel corpo aereo italiano. Le prime fasi della Seconda Guerra Mondiale videro il susseguirsi di invasioni compiute dai tedeschi sul continente europeo, grazie al potere aereo della Luftwaffe, in grado di stabilire la superiorità aerea tattica. Il 7 e l'8 maggio 1940, il dibattito sulla Norvegia mise in discussione la leadership del primo ministro britannico Neville Chamberlain, che fu costretto alle dimissioni. Il 10 maggio i tedeschi invasero la Francia e lo stesso giorno Winston Churchill divenne primo ministro. Il RAF Fighter Command, il comando dell'aviazione da caccia britannico, era corto di piloti addestrati e di aerei, ma, malgrado le obiezioni del suo comandante Hugh Dowding circa il rischio di lasciare la Gran Bretagna indifesa, Churchill inviò i reparti da caccia a supporto delle operazioni in Francia, dove la RAF subì gravi perdite. I nuovi aerei inglesi ebbero modo di apprendere la tattica aerea di combattimento tedesca, dimostrando di seguirla al momento dello scontro diretto. Dopo l'evacuazione britannica di Dunkerque e la resa francese del 22 giugno del 40, Hitler era principalmente concentrato sulla possibilità di invadere l'Unione Sovietica, credendo che i britannici, sconfitti sul continente e senza alleati in Europa, avrebbero cercato un accordo entro breve tempo. I tedeschi erano così fiduciosi in un imminente armistizio che cominciarono a produrre le decorazioni da usare nelle strade per le parate celebrative delle truppe vittoriose. Sebbene il ministro degli esteri inglese, Lord Halifax, e una corrente di pensiero nell'opinione pubblica e nella classe politica fossero favorevoli a una pace negoziata con la Germania, Churchill e la maggioranza del suo governo rifiutarono di prendere in considerazione l'ipotesi di un armistizio con Hitler. Al contrario, Churchill utilizzò le sue capacità retoriche per rafforzare l'opinione pubblica contro l'ipotesi della capitolazione e per prepararsi per una lunga guerra. Nel suo discorso del 18 giugno del 40 alla Camera dei Comuni, in seguito ricordato come quello della "quella fu la loro ora migliore", affermò: "Quella che il generale Weygand ha chiamato la battaglia di Francia è finita. Mi aspetto ora che stia per iniziare la battaglia d'Inghilterra". Il rifiuto delle proposte di pace tedesche da parte britannica fu netto. Nel tentativo di terminare la guerra a Occidente e di spingere il governo di Londra a trattare la pace, il 16 luglio Hitler ordinò di preparare un piano di invasione delle isole britanniche. Il piano fu preparato dalla KV, lo Stato Maggiore delle Forze Armate. L'operazione, battezzata come Sea Love, Leone Marino, venne pianificata per metà settembre del 40 e prevedeva sbarchi lungo la costa meridionale dell'Inghilterra, appoggiati da lanci di paracadutisti nell'entroterra. I preparativi dovevano essere completati entro metà agosto. L'operazione Leone Marino era un progetto gravemente carente. Soffriva di mancanza di risorse, specialmente navi per il trasporto di truppe e materiali, per non parlare dei mezzi da sbarco, e gravi divergenze tra la Marina e l'esercito. Con la minacciosa presenza della Royal Navy ad un solo giorno di navigazione dalla Manica, sembra, col senno di poi, molto improbabile che il piano avrebbe mai potuto funzionare. Su una cosa tutti i servizi segreti tedeschi concordavano:
sarebbe stato irrealizzabile se prima la Luftwaffe non avesse conquistato la superiorità aerea. Col predominio dei cieli, la Royal Navy poteva essere distrutta e le difese terrestri sconfitte. Così il primo compito da assolvere era la distruzione della Royal Air Force come forza combattente. Venne perciò ideato un piano per attaccare gli aeroporti e i centri di produzione aeronautica. Il comandante della Luftwaffe, Reichsmarschall Hermann Göring, battezzò il piano Attacco dell'Aquila e l'inizio delle operazioni fu stabilito per l'11 agosto del 40, giorno dell'Aquila, con attacco in forze. Il giorno dell'Aquila fu preceduto da un mese di attacchi ai convogli in navigazione lungo la Manica. Questo periodo, chiamato dai tedeschi Battaglia del Canale, fu usato come occasione per saggiare le difese della RAF e attirare i suoi cacci in combattimento. La RAF, data l'inizio della battaglia d'Inghilterra, coi primi attacchi ai convogli il 10 luglio del 40. La strategia tedesca era influenzata dalle idee sul bombardamento strategico, come quelle dell'italiano Giulio Douhet, che si erano sviluppati nel corso degli anni 20 e 30. Queste teorie enfatizzavano l'attacco aereo, la debolezza delle difese antiaeree e gli effetti dei bombardamenti terroristici sul morale dell'opinione pubblica. Dopo la guerra di Spagna, l'attenzione tedesca si era orientata principalmente verso le operazioni aeree di carattere tattico. In Polonia e in Francia la Luftwaffe aveva operato congiuntamente con la Wehrmacht, dando vita al Blitzkrieg, o guerra lampo. Nella battaglia d'Inghilterra la Luftwaffe però doveva operare da sola, non come supporto all'offensiva delle truppe di terra, ma come arma decisiva. Gli alti comandi avevano una grande fiducia nell'efficace del bombardamento strategico, e Göring vedeva nell'imminente battaglia l'occasione per dimostrare che cosa era in grado di fare la sua forza aerea. Dopo la battaglia di Francia, la Luftwaffe si riorganizzò sulla base di 3 Luftflotten, flotte aeree, lungo i fianchi meridionale e settentrionale dell'Inghilterra. La Luftwaffe 2, comandata da Albert Kesselring, era responsabile per i bombardamenti dell'Inghilterra sud-orientale e della zona di Londra. La Luftwaffe 3, comandata da Ugo Sperle, era responsabile per la West Country e le Midland e l'Inghilterra nord-occidentale. La Luftwaffe 5, comandata da Stumpf, con quartier generale in Norvegia, era responsabile per le operazioni contro il Nord Inghilterra e la Scozia. Nel corso della battaglia la responsabilità dei comandi si modificarono, con la Luftwaffe 3 che si fece carico degli attacchi notturni, mentre il peso degli attacchi diurni ricadde progressivamente sulle spalle della Luftwaffe 2. Per breve periodo ai combattimenti prese parte anche una forza di spedizione italiana, il Corpo Aereo Italiano. Le stime iniziali della Luftwaffe circa la durata della campagna prevedevano 4 giorni per sconfiggere il comando caccia, il Fighter Command della RAF, dell'Inghilterra meridionale, cui dovevano far seguito altre 4 settimane in cui i bombardieri e i caccia a lungo raggio avrebbero spazzato il resto del paese e distrutto l'industria aeronautica britannica. Il piano prevedeva di iniziare attaccando gli aeroporti vicino alla costa, estendendo in seguito gli attacchi verso l'entroterra, verso Londra e l'anello degli aeroporti incaricato nella sua difesa. Nel complesso la Luftwaffe si attenne a questo schema, ma i suoi componenti avevano gravi divergenze nella strategia complessiva dell'operazione. Il comandante della Luftwaffe 3, Ugo Sperle, voleva sradicare l'infrastruttura della difesa antiaerea, facendo ricorso ai bombardieri. La sua controparte nella Luftwaffe 2, Albert Kesselring, chiedeva di attaccare direttamente Londra, sia per costringere il governo britannico alla resa, sia per costringere i caccia della RAF a una battaglia decisiva. Göring, ossessionato come era a mantenere la sua propria base di potere all'interno della Luftwaffe, non fece nulla per appianare queste divergenze strategiche tra i suoi comandanti. Va aggiunto che le convinzioni sulla guerra aerea a cui era attaccato erano superate, e in seguito lo portarono a commettere gravi errori sia tattici che strategici. La Luftwaffe risentì inoltre di una grave carenza di informazioni circa l'apparato difensivo britannico. I servizi di informazione tedeschi erano frammentati, divisi da una profonda rivalità e nel complesso scarsamente efficienti. Nel 40 c'erano pochi agenti tedeschi operativi in Inghilterra e qualche sporadico tentativo di infiltrare spie nel paese non diede alcun esito. Così la Luftwaffe non ebbe a disposizione informazioni aggiornate sullo stato e l'organizzazione della difesa aerea della RAF, in particolare sul sistema di comando e controllo che era già stato organizzato prima della guerra e che si rivelò di cruciale importanza per l'efficace gestione della battaglia da parte britannica. Va detto che anche quando si avevano informazioni recenti e valide,
Gli alti comandi della Luftwaffe tendevano ad ignorarli se apparivano in contrasto con l'opinione prevalente. Per la maggior parte della battaglia, la Luftwaffe operò alla cieca, senza conoscere l'effettiva forza dell'avversario, né le sue capacità né il suo schieramento. Più volte gli alti comandi tedeschi si convinsero che il comando caccia fosse stato ridotto allo stremo, mentre più volte si attaccarono basi del comando bombardieri o della difesa costiera, nell'errata convinzione che fossero aeroporti del comando caccia. I risultati dei bombardamenti e degli scontri aerei furono sovrastimati, con il risultato che la visione della situazione che avevano gli alti comandi della Luftwaffe si allontanò progressivamente dalla realtà. Queste carenze di comando e di informazione fecero sì che i tedeschi non riuscissero ad adottare una strategia coerente, anche quando la RAF si trovò con le spalle al muro. La battaglia d'Inghilterra fece entrare nella leggenda i caccia della RAF, lo Spitfire e l'Hurricane, ma la vera pietra angolare della difesa inglese fu la complessa organizzazione di avvistamento, comando e controllo che gestì la battaglia, nota come sistema Dowding, dal nome del suo principale artefice, il maresciallo dell'aria, Air Chief Marshal Sir Hugh Dowding, comandante del comando caccia della RAF. I primi rilevamenti degli attaccanti in arrivo provenivano dalle stazioni radar, chiamate in codice catena nazionale, chain home, che erano distribuite lungo le coste inglesi e che telefonavano l'avvistamento alla sala filtro del comando caccia. Gli incursori, una volta oltrepassate le stazioni della rete nazionale, che avevano le antenne radar puntate verso il mare, erano presi in carico dal comando avvistatori, Observer Corp, che li seguiva da terra utilizzando una rete di osservatori dotati di binocoli. Le informazioni, valutate e integrate dalla sala filtro, erano poi passate alla sala operativa del comando caccia, a quella del gruppo e a quelle di tutti i settori interessati. Ogni sala operativa aveva il proprio tavolo a mappa, plotting table, grandi mappe sulle quali le formazioni delle forze in campo erano rappresentate da pedine, la cui posizione era continuamente aggiornata sulla base di informazioni che man mano affluivano. Nella sala operativa del gruppo, il controllore di turno decideva quale settore doveva contrastare l'incursione e quali caccia bisognava far intervenire. Il controllore di settore coordinava le squadriglie alle sue dipendenze, ordinando i vari livelli di prontezza operativa o di decollo su allarme. Di solito, almeno all'inizio della battaglia, i controllori erano ufficiali pilota con esperienza di combattimento. Non è chiaro il ruolo svolto nella battaglia d'Inghilterra dalla decifrazione delle comunicazioni segrete tedesche, criptate utilizzando le macchine cifratrici Enigma. Ultra, l'insieme di informazioni ottenute grazie alle intercettazioni di Enigma, fornì agli alti comandi inglesi una preziosa visione delle intenzioni tedesche, ma sembra che ben poco di tutto questo sia giunto sino alla scrivania di Hugh Dowding. D'altro canto, il servizio d'ascolto Radio Y, che teneva sotto controllo il traffico aereo tedesco, contribuì notevolmente all'individuazione precoce delle incursioni della Luftwaffe. La responsabilità della difesa dello spazio aereo inglese fu ripartita tra più gruppi, brigate aeree, di caccia. Il 10° gruppo, responsabile della difesa del Galles e dell'Inghilterra occidentale, era comandato dal vicemaresciallo dell'aria Sir Quentin Brandt. L'11° gruppo copriva il sud-est dell'Inghilterra e le vitali rotte d'accesso a Londra. Il suo comandante era il vicemaresciallo dell'aria Kate Park. Il 12° gruppo, comandato dal vicemaresciallo dell'aria Trafford Leigh Mallory, difendeva le Midlands e l'East Anglia. Infine il 13° gruppo copriva il nord dell'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda del Nord, ed era comandato dal vicemaresciallo dell'aria Richard Saul. Le aree di competenza dei gruppi erano a loro volta suddivise in settori, ciascuno dei quali aveva le proprie dipendenze a un numero di squadroni variabili tra i 2 e i 4. Le basi di settore, costituite da un aeroporto e da un posto di comando, erano il cuore di questa organizzazione, ma ciascuna base aveva degli aeroporti satellite presso cui disperdere gli squadroni. I quartieri generali di gruppo passavano le informazioni alle basi di settore e dava istruzioni circa il decollo su allarme, scramble degli squadroni a loro assegnati. Una volta in volo, gli squadroni erano guidati via radio dalle loro basi di settore, che ne stabiliva l'impiego. Agli squadroni poteva venire ordinato di intercettare gli incursori oppure di proteggere gli aeroporti o altri bersagli di vitale importanza. Sebbene a quel tempo fosse il più sofisticato sistema di difesa aereo del mondo, il sistema Dowding presentava molti limiti. Nella lettura dei dati radar si potevano verificare gravi errori di interpretazione, ed era compito della sala filtro cercare di ridurne il numero.
mentre il corpo degli avvistatori non era in grado di seguire le forze attaccanti di notte e col cattivo tempo. Le comunicazioni radio con gli apparecchi in volo risentivano del fatto che la RAF utilizzava ricetrasmittenti in banda HF, alta frequenza, che avevano limiti di portata e, anche utilizzando una rete di ponti radio, gli squadroni erano costretti a operare all'interno del proprio settore o al massimo in uno di quelli adiacenti. Inoltre le apparecchiature erano limitate a una sola frequenza per squadroni, rendendo così impossibile la comunicazione tra squadroni diversi. Infine il sistema per seguire i caccia della RAF, noto come HF, DF o AF-DAF, non consentiva l'uso contemporaneo di più di 4 squadroni per settore. Nonostante questi limiti, il comando caccia alla RAF riuscì a raggiungere alti livelli di efficienza, riuscendo ad ottenere anche tassi di intercettazione superiori all'80%. I problemi connessi alle radiotrasmittenti in fonia furono risolti più avanti nel corso della battaglia, con l'adozione di apparati radio operanti in frequenza altissima, VHF, che permettevano comunicazioni in fonia più chiare, avevano una portata maggiore e consentivano l'uso di più canali. Pur con tutti i suoi difetti, la RAF aveva comunque un sistema di controllo a terra, che consentiva ai suoi caccia di essere là dove servivano. La Luftwaffe, priva di un sistema simile, si trovò sempre in svantaggio. Nel corso della battaglia, la Luftwaffe cambiò in misura notevole le proprie tattiche per cercare di aprirsi un varco nelle difese della RAF. Si lanciarono molte missioni di caccia libera, nella speranza di sorprendere i caccia della RAF. I controllori della RAF furono spesso in grado di identificare queste cacce libere e di indicare ai propri squadroni come evitarle. La Luftwaffe cercò di usare come esca piccole formazioni di bombardieri, protette da vicino da un grande numero di caccia di scorta. Questa tattica ebbe maggiore successo, ma il compito della scorta ravvicinata costringeva i caccia a volare nella stessa quota e velocità dei più lenti bombardieri, e con ciò li rendeva più vulnerabili. Le perdite più gravi si ebbero di conseguenza proprio tra le unità di scorta. Le tattiche standard per i raid divennero presto un'amalgama di tecniche diverse. Una caccia libera poteva precedere un attacco, per cercare di sgomberare dagli intercettori la rotta degli incursori. I bombardieri penetravano da altitudine compresa fra i 10.000 e i 16.000 piedi, approssimativamente tra i 3.000 e i 5.000 metri, a volte protetti da una scorta ravvicinata di caccia. Una scorta distaccata, o top cover, copertura in quota, poteva proteggere i bombardieri da una quota superiore e garantiva una protezione a distanza più efficace, perché non era costretta alle quote e alle velocità penalizzate per i caccia, tenute dalle formazioni dei bombardieri. Le tattiche della Luftwaffe furono influenzate dalle caratteristiche dei loro caccia, essenzialmente il monomotore Bf-109 e il bimotore Bf-110. I Bf-110 Zerstorer, cacciadistruttore, si rivelarono però troppo vulnerabili di fronte agli agili caccia monomotore della RAF e ben presto dovettero venire essi stessi scortati. In seguito il loro impegno venne sottoposto a severe restrizioni. L'onere maggiore delle missioni di caccia ricadette quindi sulle spalle dei Bf-109, non adatti a tale tipo di missione a causa della loro autonomia piuttosto scarsa, che a un certo punto li costringeva ad abbandonare i bombardieri scortati per rientrare, o ad accettare il combattimento coi caccia britannici, aumentando enormemente il consumo di carburante con tutte le conseguenze del caso. Nonostante queste limitazioni, i Bf-109 si rivelarono combattenti formidabili, grazie soprattutto alle tattiche più moderne impiegate dai piloti tedeschi, nel complesso più esperti dei loro avversari britannici. I Bf-109 erano impiegati in formazioni sciolte a coppie, rotte o a quartetti, swarm, che permettevano a ciascun membro della formazione di proteggere i propri compagni. La libertà della formazione consentiva incroci rapidi e attacchi estremamente flessibili, con frequente ricorso alla maggiore velocità ascensionale e di picchiata del Bf-109. Le tattiche di impegno dei caccia vennero peraltro complicate dalle richieste degli equipaggi dei bombardieri, che pretendevano una protezione più ravvicinata. I manuali per i piloti da caccia della Luftwaffe scoraggiavano l'eroismo inutile, evidenziavano al massimo, invece, l'importanza di attaccare solo quando le probabilità erano a favore del pilota. Questa regola non poteva essere seguita nelle missioni di scorta ravvicinate ai bombardieri, dato che, così facendo, il caccia perdeva la sua flessibilità tattica e il vantaggio della quota. I bombardieri ebbero l'appoggio di Göring, che, dopo le aspre battaglie del 15 agosto e del 18 agosto, non si fece pregare di ordinare l'incremento delle scorte ravvicinate, cosa che costrinse molti più Bf-109 a restare vicini ai bombardieri,
e, se questo garantì una più efficace protezione ai bombardieri, causò molte perdite ai reparti da caccia. Il peso della battaglia ricadde sull'11° gruppo della RAF. La tattica di Kate Park era quella di lanciare in battaglia singoli squadroni. Lo scopo era quello di sottoporre gli incursori ad attacchi continui, sferrati da un numero relativamente ridotto di aerei, e di scompaginare in questo modo le formazioni di bombardieri. Una volta rotta la formazione, i bombardieri dispersi sarebbero stati colpiti uno per uno. Nel caso in cui più squadroni avessero intercettato un incursore, i più lenti Hurricane avrebbero attaccato i bombardieri, mentre sarebbe toccato ai più agili Spitfire affrontare i caccia di scorta. Non sempre si poté applicare questa procedura, e Spitfire e Hurricane spesso scambiarono i ruoli. Nelle fasi iniziali della battaglia, la RAF fu ostacolata dalla fiducia riposta in tattiche di combattimento obsolete, che costringevano i propri squadroni a volare in rigide formazioni di 3 aerei, dette VIX, in cui il leader e le 2 ali volavano in formazione ravvicinata e alla stessa quota, ostruendosi così a vicenda la visuale, e a condurre gli attacchi secondo il manuale, cioè secondo procedure definite prima della guerra, che non tenevano conto né delle caratteristiche dei nuovi caccia ora disponibili, né del modo di combattere dei piloti della Luftwaffe. I piloti tedeschi soprannominarono questo tipo di formazione fila degli idioti, perché rendevano gli squadroni più vulnerabili agli attacchi. I tedeschi usavano invece le formazioni a 4, Schwarm, con 2 coppie di caccia Rotten scalati in quota e ampiamente distanziati tra loro, meno rigida e più flessibile, che permetteva maggiore copertura reciproca e tattiche di attacco rapide e aggressive, con frequenti incroci e utilizzo della maggiore velocità di salita e di accelerazione degli aerei tedeschi. Questa formazione, chiamata in seguito dagli anglosassoni quattro dita, Finger Four, e messa a punto dai piloti della Luftwaffe durante la guerra di Spagna, si dimostrò molto più efficace e permise ai caccia tedeschi di ottenere risultati notevoli, nonostante le eccellenti prestazioni dei caccia britannici. L'aggressività dei piloti inglesi, pur meno esperti di quelli tedeschi, e lo svantaggio di combattere su territorio nemico, con limitatissima autonomia di volo. Dopo la fine della battaglia d'Inghilterra, anche i piloti della RAF adottarono, con certo successo, la formazione tedesca. Il fatto che i caccia tedeschi impegnati in missioni di caccia libera venissero spesso ignorati dal comando di caccia, confermava che ciò che interessava la RAF era distruggere i bombardieri. Dowding vigilava affinché i suoi uomini si preoccupassero di distruggere i cacciabombardieri e cercassero di evitare lo scontro diretto coi caccia tedeschi, in modo da salvaguardare i mezzi inglesi. Durante la battaglia, alcuni comandanti, in modo particolare Trafford Leigh Mallory, del 12° gruppo, propose che gli squadroni si riunissero in grosse formazioni, Big Wing, per attaccare in massa il nemico. I sostenitori di questa tesi affermavano che l'intercettazione da parte di forze consistenti causava maggiori perdite agli attaccanti, riducendo al contempo le proprie. Chi vi si opponeva sottolineava che la formazione di un Big Wing richiedeva troppo tempo e che quella strategia aumentava il rischio di far sorprendere i caccia a terra in fase di rifornimento. Analisi condotte nel dopoguerra concordano nel ritenere che l'approccio di Dowding e Park fosse il migliore per l'11° gruppo, che era più vicino alla costa e quindi non aveva a disposizione il tempo necessario a far salire in quota e comporre in formazione un gran numero di aerei. Questa controversia danneggiò la carriera di Park dopo la fine della battaglia e fu una delle cause delle dimissioni di Dowding dal comando caccia. La battaglia d'Inghilterra può essere divisa in 4 fasi. Dal 10 luglio all'11 agosto, la Canal Kampf, le battaglie sulla Manica. Dal 12 agosto al 23 agosto, Adler-Griff, i primi attacchi contro gli aeroporti lungo la costa. Dal 24 agosto al 6 settembre, la Luftwaffe attacca gli aeroporti. È la fase più critica della battaglia. Dal 7 settembre in poi, gli attacchi diurni si concentrano su Londra. La Canal Kampf si concretizzò in una serie di combattimenti nello spazio aereo sovrastante i convogli mercantili in rotta attraverso il canale della Manica. In genere queste battaglie al largo della costa favorivano i tedeschi. Le massicce scorte di cui godevano i bombardieri erano sempre in superiorità numerica rispetto alle pattuglie inviate a difesa dei convogli. Il numero di affondamenti fu tale che l'ammiraglio britannico sospese la navigazione commerciale lungo la Manica. Questi primi scontri servirono comunque ad entrambi gli schieramenti per accumulare esperienza e indicarono anche che alcuni tipi di aerei, ad esempio il Defiant, caccia biposto della RAF con 4 mitragliatrici in torretta posteriore, e il Bf-110 della Luftwaffe, erano inadeguati ad intensi scontri manovrati, dogfight, che avrebbero caratterizzato il seguito della battaglia.
Le condizioni meteorologiche che tanta parte avrebbero avuto nell'evolversi della campagna ritardarono l'Adler-Tag fino al 13 agosto, ma già il 12 fu effettuato un primo tentativo per accercare il sistema Dowding. Aerei dell'unità speciale di cacciabombardieri 210 attaccarono 4 stazioni radar. Di queste 3 furono messe fuori servizio, ma tornarono operative nel giro di 6 ore. Questo raid dimostrò che non era semplice mettere fuori uso per lungo tempo i radar inglesi, ma il fatto che la Luftwaffe non si impegnò in attacchi ripetuti contro di essi consentì alla RAF di riattivarli rapidamente dopo ogni incursione. L'Adler-Tag iniziò con una serie di attacchi contro gli aeroporti situati lungo la costa, usati dalla RAF come postazioni avanzate per i propri caccia. Nel corso della settimana gli attacchi si spostarono verso l'interno e vennero lanciate ripetute incursioni contro la rete radar. Il 15 agosto fu il gran giorno, quello in cui la Luftwaffe lanciò il massimo numero di incursioni di tutta la campagna. In questa data si vide anche il più importante contributo dato dalla Luftflotte 5 alla battaglia, con l'attacco all'Inghilterra settentrionale. Poiché si credeva che l'intera forza del comando caccia fosse concentrata nelle basi del lontano sud, la forza d'attacco proveniente dalla Danimarca e dalla Norvegia si trovò impreparata di fronte alla dura resistenza dei difensori. La scorta era costituita dai caccia a lungo raggio Bf-110 Zoroaster, inadeguati a fronteggiare i caccia inglesi. Il risultato fu che venne abbattuta una gran quantità di bombardieri attaccanti. La Luftflotte 5, dopo questa dura sconfitta, non partecipò più in forza alla battaglia. Il 18 agosto, il giorno più duro, fu il giorno in cui entrambi gli schieramenti subirono il massimo delle perdite. In seguito a ciò, alla prostrazione fisica degli equipaggi e al maltempo, il ritmo delle operazioni rallentò, consentendo alla Luftwaffe di fare il punto della situazione. Il giorno più duro segnò la fine dell'impiego del bombardiere in picchiata Junkers Ju-87 Stuka. Questo veterano della Blitzkrieg era semplicemente troppo vulnerabile agli attacchi dei caccia e, per salvare la flotta dei Ju-87 Stuka, Göring li ritirò dai combattimenti. Questa decisione, però, privò la Luftwaffe del suo principale strumento per i bombardamenti di precisione, compito che ricadde sulle spalle del già oberato gruppo 210. Ma Göring non aveva ancora finito. Il Me 110 Zerstorer si era dimostrato troppo pesante e senza accelerazione per poter contrastare i caccia avversari nel combattimento manovrato. Perciò si decise di limitarne l'utilizzo solo nei casi in cui fosse necessaria la loro grande autonomia, o quando fosse disponibile un'adeguata scorta di caccia monomotore. Göring prese anche la fatale decisione di imporre scorte più consistenti ai bombardieri, a spese delle missioni di caccia libera. Il peso maggiore dei bombardamenti ricadeva sulla Luftflotte 2 e la maggior parte dei Me 109, in carico alla Luftflotte 3, venne trasferita sotto il comando di Kesselring e andò a rinforzare le basi dei caccia attorno al passo di Calais. Privata della propria forza di caccia, la Luftflotte 3 si dovette concentrare sulla campagna di bombardamento notturno. Come ultima cosa, Göring ordinò di interrompere gli attacchi alla catena radar, considerati un fallimento. Né il Reichsmarschall né i suoi subordinati compresero l'importanza vitale per la difesa dell'Inghilterra delle stazioni della rete nazionale. Era noto che i radar fornivano qualche forma di allarme precoce contro le incursioni, ma i piloti da caccia tedeschi tendevano a sottovalutare l'argomento perché stavano cercando lo scontro risolutore con la RAF e ritenevano che qualsiasi cosa potesse spingere gli inglesi al combattimento fosse la benvenuta. A partire dal 24 agosto, la battaglia fu essenzialmente un feroce combattimento fra la Luftflotte 2 di Kesselring e l'11° gruppo di Park. La Luftwaffe concentrò tutta la propria forza nel tentativo di annientare il comando caccia e si dedicò agli attacchi ripetuti agli aeroporti. Dei 33 attacchi principali condotti nelle 2 settimane successive, 24 furono contro gli aeroporti. Le stazioni dei settori chiave furono attaccate più volte, Biggin Hill e Hornchurch 4 volte ciascuna, Debden e Northwelt 2. Subirono pesanti attacchi anche Croydon, Gravesend, Rochefort, Hawking e Manston. A dimostrazione delle loro lacune nel campo dello spionaggio, i tedeschi tentarono almeno 7 volte di attaccare East Church, nell'errata convinzione che fosse una base del comando caccia. A volte queste incursioni misero fuori uso le stazioni di settore, minacciando l'integrità del sistema Dowding, e gli inglesi dovettero ricorrere a misure di emergenza per mantenere operativi i settori, o almeno per mascherare le falle che si aprivano nella rete. Fu anche un periodo disperato per la RAF, che stava anche subendo molte perdite nei cieli. Le industrie potevano rimpiazzare gli aerei, ma più grave era la situazione dei piloti.
Nella settimana dopo l'Adlertag, Dowding aveva perso l'80% dei suoi comandanti di squadriglia, morti, feriti o ritirati dalla battaglia. I nuovi piloti riuscirono a fatica a colmare le perdite, ma il periodo di addestramento venne ridotto da 6 mesi prebellici a 15 giorni. Per i novellini, inviati ai reparti senza una sufficiente esperienza di volo e privi di un reale addestramento al combattimento, era già un atto eroico atterrare con caccia monoposto ad altre prestazioni. Emerse in questo periodo il carattere multinazionale della RAF. I molti piloti dei Dominion, già arruolati nel comando caccia, australiani, sudafricani, neozelandesi e canadesi, furono rinforzati dall'arrivo di nuovi squadroni composti da cechi e polacchi. In forza ai vari squadroni c'erano anche i piloti di altre nazionalità, inclusi francesi, belgi e alcuni statunitensi. Se non altro, la RAF aveva il vantaggio di combattere sopra un territorio amico. I piloti che riuscivano a lanciarsi col paracadute dal proprio aereo battuto potevano essere di ritorno al proprio aeroporto nel giro di qualche ora. Per gli equipaggi della Luftwaffe un lancio sopra l'Inghilterra significava la cattura, mentre farlo sopra la Manica molto spesso significava morire affogati o congelati. Il loro morale iniziò a risentirne e cominciò ad apparire la cosiddetta malattia della Manica, una forma di stress da combattimento. Per i tedeschi il problema dei rimpiazzi era ancora più grave che non per gli inglesi. Sebbene la Luftwaffe mantenesse sempre la superiorità numerica, il rifornimento di nuovi aerei e piloti era lento, e questo pesava sempre più sulle risorse delle forze restanti. Eppure la Luftwaffe stava vincendo la battaglia degli aeroporti. Ancora poche settimane di questo martellamento e la RAF sarebbe stata costretta a ritirare i propri squadroni dall'Inghilterra meridionale. Il comando della Luftwaffe però non se ne rendeva conto. Vedeva solo la propria forza dei bombardieri assottigliarsi e cominciava a disperare di riuscire a rispettare la tempistica originale. Non si riusciva a capire come mai la RAF non fosse già collassata, o come riuscissero sempre ad avere i caccia nel posto giusto, indipendentemente da quante incursioni si organizzassero, conseguenza questa dell'incomprensione del ruolo dei radar e nel sistema di difesa aerea inglese. Bisognava fare qualcosa per spingere la RAF a una battaglia decisiva. Va comunque ricordato che i tedeschi, privi di un adeguato sistema di informazioni, sottostimarono sempre la capacità industriale inglese di rimpiazzare le perdite subite. Il 4 settembre, in seguito al raid su Berlino della notte tra il 25 e il 26 agosto, effettuato come ritorsione al bombardamento occidentale di Londra, Hitler, la cui residenza era stata sfiorata da una delle bombe cadute nel quartiere della Wilhelmstrasse, tolse il divieto di bombardare la capitale inglese, dicendo: «Ho tentato di risparmiare gli inglesi. Essi hanno preso la mia umanità per debolezza, e rispondendo assassinando donne e bambini tedeschi. Raderò al suolo le loro città». L'incursione su Berlino scosse profondamente l'orgoglio di Göring, che in precedenza aveva proclamato che mai sarebbe stato permesso agli inglesi di bombardare le città. Kesselring colse la propria occasione e propose a Göring di cambiare strategia. Nonostante Sperle sostenesse la necessità di continuare gli attacchi contro gli aeroporti, Kesselring riuscì a convincere il maresciallo del Reich ad attaccare Londra. I raid avrebbero gettato nel panico gli inglesi, facendo loro accettare la resa, o almeno avrebbero costretto al combattimento gli ultimi 50 Spitfire, consentendone la distruzione. Questo attacco non era più visto come una premessa Silov, ma era visto come un'azione in sé risolutiva. Il 7 settembre fu lanciato il primo attacco su Londra, obiettivi i moli dell'East End della città. Nei giorni seguenti ci furono massicci e ripetuti attacchi contro la città. A volte il loro bersaglio furono le installazioni portuali, obiettivi militari legittimi, a volte però si trattò di bombardamenti indiscriminati. La RAF entrò in azione con forze nettamente superiori a quanto si aspettasse la Luftwaffe. Per la prima volta venne schierato il Big Wing, caldeggiato dal 12° gruppo, e questo gettò nello sconforto i piloti tedeschi. Gli attacchi su Londra, in ogni caso, continuarono a scapito degli attacchi contro gli aeroporti. Questo allentamento della pressione contro le proprie infrastrutture diedero fiato alla RAF e al loro personale, che riuscì a ripristinare le proprie basi nell'Inghilterra meridionale, duramente colpite nelle settimane precedenti. Fu il punto di svolta della campagna. Senza dubbio, l'aspetto più negativo della nuova strategia tedesca per gli attaccanti era la maggiore distanza di Londra dalle loro basi di partenza. I Me-109 di scorta non portavano abbastanza carburante. Una volta sulla capitale avevano solo 10 minuti di volo prima di dover tornare alle proprie basi. Molte volte i bombardieri si trovarono completamente indifesi, perché la loro scorta era dovuta rientrare. Il risultato fu una serie di attacchi disastrosi, che raggiunsero il loro culmine il 15 settembre.
195 aerei tedeschi abbattuti secondo gli annunci britannici dell'epoca, 60 in realtà, come riconosciuto a guerra finita. Göring, colpito da questo rovescio, accusò furiosamente di mancanza di combattività i piloti dei caccia, che vennero difesi dall'asso Adolf Galland. Il 19 settembre, accertata l'impossibilità di neutralizzare la RAF, Hitler rinviò a tempo indefinito l'operazione Silove, ma la battaglia d'Inghilterra non era ancora terminata. Gli attacchi aerei sarebbero continuati sporadicamente fino alla fine dell'anno. I caccia sarebbero stati adattati al ruolo di bombardieri veloci, per attacchi fastidiosi sull'Inghilterra meridionale. Nell'ottobre del 40, fino all'inizio dell'operazione Barbarossa, vennero lanciate ancora 40.000 sortite e vennero sganciate più di 38.000 tonnellate di bombe ad alto esplosivo e 3.500 tonnellate di bombe incendiarie. Entrambi gli schieramenti della battaglia esagerarono la stima del numero di apparecchi avversari abbattuti. Di solito gli abbattimenti rivendicati erano il doppio o il triplo di quelli effettivi, e questo avveniva a causa della confusione e della concitazione degli scontri aerei. Chiunque sparasse una raffica contro un aereo che poi precipitava lo reclamava come propria vittima. Nessuno, inoltre, aveva tempo per stare a guardare cosa succedesse effettivamente a un avversario colpito. Le analisi effettuate nel dopoguerra mostrarono che tra luglio e settembre la RAF perse 1023 caccia, mentre gli aerei persi dalla Luftwaffe furono 1887, di cui 873 erano caccia. I piloti polacchi sono accreditati di 201 abbattimenti. Alle perdite della RAF vanno aggiunti anche 376 aerei del Comando Bombardieri e 148 della Royal Air Force Coastal Command, persi in missioni di bombardamento, pattugliamento costiero e di posamine. Nel complesso, la battaglia d'Inghilterra fu una significativa vittoria britannica. Si trattò certamente di una battaglia piccola, sia in termini di numero di combattenti impiegati che di perdite subite, ma se fosse stata vinta dai tedeschi, la storia si sarebbe svolta in maniera profondamente diversa. La vittoria britannica segnò il primo fallimento della macchina da guerra di Hitler e generò un netto cambiamento di orientamento dell'opinione pubblica statunitense, sino ad allora dubbioso circa la capacità britannica di resistere ancora a lungo contro la Germania. Gli studiosi moderni hanno suggerito che fosse impossibile per la Luftwaffe vincere la battaglia, dopo aver concesso agli inglesi tempo prezioso per riorganizzarsi in seguito alla disfatta di Dunkerque. La semplice superiorità numerica non bastava per acquisire il dominio dell'area. La strategia Downing e Park, scegliere quando affrontare il nemico e nel frattempo mantenere una forza coerente, si mostrò corretta. Le teorie favorevoli al bombardamento terroristico, che facevano affidamento sul collasso morale del nemico, furono contraddette dalla resistenza britannica di fronte agli attacchi diurni e notturni. Lo spostamento dei bombardamenti strategici verso quelli terroristici permise alla RAF di difendersi e di difendere lo spazio aereo britannico. Anche se gli attacchi contro le basi dell'11° gruppo continuarono, la RAF poté ritirarsi più a nord, fuori dal raggio d'azione dei caccia tedeschi, e proseguire da lì la battaglia. I documenti analizzati nel dopoguerra mostrano che le perdite britanniche vennero rimpiazzate più velocemente che non quelle tedesche. La RAF mantenne la propria forza, mentre quella della Luftwaffe declinò gradualmente. Questo era dovuto anche al fatto che i combattimenti avvenissero principalmente sulla terraferma inglese. Così ogni aviatore tedesco, costretto a lanciarsi col paracadute, veniva fatto prigioniero, diminuendo gli effettivi della Luftwaffe, mentre i piloti britannici e alleati, nella stessa situazione, toccavano terra in territorio amico e potevano tornare al proprio reparto entro breve tempo, a volte anche lo stesso giorno. In termini di perdite di aerei e di equipaggi esperti, la battaglia d'Inghilterra fu un colpo dal quale la Luftwaffe non si riprese mai del tutto. Contrariamente ai calcoli dell'alto comando tedesco, la strategia del terrore in se stessa non poteva costringere il Regno Unito alla resa. Anche se i tedeschi lanciarono alcuni spettacolari attacchi contro importanti industrie britanniche, cessarono i bombardamenti strategici ben prima di distruggere il potenziale industriale britannico. Ma ogni ragionamento a posteriori non può negare che la minaccia per la RAF fosse reale e che ai protagonisti sembrò davvero che ci fosse solo un piccolo margine tra vittoria e sconfitta. La vittoria fu sia fisica che psicologica. Arrestò la marea di sconfitte iniziata con l'invasione della Polonia e rincuorò i nemici dell'asse. Il totale delle perdite civili britanniche tra luglio e dicembre del 40 fu di 23.002 morti e di 32.138 feriti. Una delle incursioni più drammatiche fu quella del 29 dicembre 1940, in cui morirono circa 3.000 civili. Winston Churchill riassunse l'effetto della battaglia e il contributo della RAF con parole passate alla storia.
ma nel campo degli umani conflitti, tanti dovettero così tanto a così pochi. Ancora oggi i piloti che hanno combattuto questa battaglia sono noti come i pochi, the few. In Inghilterra il 15 settembre è celebrato come il giorno della battaglia d'Inghilterra, segnando il giorno di svolta delle battaglie diurne sopra i cieli di Londra. Nella tradizione militare britannica, la battaglia d'Inghilterra è ricordata con orgoglio, alla pari di Waterloo, Trafalgar e Agincourt. Inoltre la battaglia è entrata nella leggenda popolare come esempio di una piccola isola, se si esclude il vasto impero britannico, che, resistendo da sola contro l'aggressore nazista, riuscì ad ottenere la primissima vittoria contro un nemico fino ad allora ritenuto invincibile. La cosa più importante, ai fini dello sviluppo successivo della guerra, fu che la fine della battaglia d'Inghilterra consentì al Regno Unito di ricostituire la propria forza militare e di confermarsi come roccaforte degli alleati. In seguito la Gran Bretagna servì come base per l'operazione Overlord, cioè lo sbarco in Normandia, nonché per i bombardamenti strategici nel cuore del Reich, culminati all'inizio del 1945 col bombardamento di Dresda. Sin dall'inizio della guerra, la RAF accettò piloti stranieri per integrare i propri ranghi. L'11 giugno del 1940 il governo polacco in esilio firmò un accordo col governo britannico per costituire un esercito polacco nel Regno Unito e, più in specifico, una forza aerea polacca. Il primo dei 2 squadroni polacchi, che crebbero di numero nel corso della guerra sino a diventare 10, entrò in azione nell'agosto del 1940. In totale furono 4 gli squadroni polacchi che presero parte alla battaglia: gli squadroni da bombardamento numero 300 e 301 e gli squadroni da caccia 302 e 303, con un organico di 89 piloti. Se a questi si aggiungono gli oltre 50 che combatterono nelle file degli squadroni britannici, si ha un totale di 145 piloti polacchi che difesero i cieli inglesi. I piloti polacchi furono tra i più esperti e agguerriti tra quelli coinvolti nella battaglia. Molti di loro avevano già combattuto nella campagna di settembre in Polonia e nella battaglia di Francia. Bisogna anche rilevare l'elevato standard di addestramento di questi piloti. Lo squadrone 303 ottenne il maggior numero di vittorie, 273, tra tutti gli squadroni da caccia impiegati nel corso della battaglia d'Inghilterra, anche se entrò in combattimento solo a partire dal 30 agosto. Per mettere le cose in prospettiva, il 5% dei piloti fu responsabile del 12% delle vittorie totali della battaglia. Ci fu anche una presenza significativa di piloti cecoslovacchi. 2 squadroni da caccia cechi, 310 e 312, presero parte alla battaglia. Contando anche i piloti operativi in altre unità alleate, un totale di 87 cechi difese i cieli inglesi. Fra questi, Józef Fratisek, che volava con lo squadrone 303 polacco, fu il maggiore asso alleato della battaglia d'Inghilterra, con 17 abbattimenti confermati. Ci furono anche 3 squadroni di volontari statunitensi, noti come Squadroni Eagle, che operarono nella RAF in questo periodo, con il primo che divenne operativo nel febbraio del 1941. Per volontà di Mussolini, la Regia Aeronautica partecipò in autunno alla battaglia col corpo aereo italiano, forte di 170 aerei, bombardieri Fiat BR-20, caccia Fiat CR-42 e G-50, e ricognitori Kant Z-1007. A causa delle pessime condizioni meteo, gli aerei italiani furono impiegati in un numero limitato di missioni. I Fiat G50 non entrarono mai in contatto con gli aerei nemici, mentre i CR-42 si scontrarono in 2 grandi battaglie aeree nel novembre del 40 con i caccia britannici. I 17 bombardamenti svolti dagli italiani non provocarono molti danni materiali, ma infastidirono il primo ministro Winston Churchill, che nelle sue memorie riportò come nel novembre del 40 60 italiani tentarono di bombardare convogli alleati nella Medway e che 8 bombardieri e 5 caccia furono abbattuti.